al telefono Don Damiano, parroco di Taglio di Po. L'abbiamo chiamato appunto per parlare della processione solenne del 27 gennaio, quindi di mercoledì, della Madonna del Vaiolo. È una processione sicuramente particolare perché quest'anno per questioni di Covid, e poi ci spiegherà appunto lei parroco come procederete per quanto riguarda sia la liturgia che lo svolgimento, in un momento particolare anche simbolico. Certo, grazie Leandro di questa opportunità. Innanzitutto salve a tutti che siete in ascolto. Per noi è decisamente un momento importante, è una festa importante perché si ricorda davvero questo evento straordinario che ha permesso alla comunità di trovare la guarigione. Per cui davvero siamo tutti molto provati in questo periodo, perché dal punto di vista della fede ciò che la comunità sta chiedendo in questo periodo è proprio il dono del miracolo, che questo coronavirus davvero concluda la sua opera e possiamo tornare davvero a vivere in pace e in salute. D'altra parte anche i numeri sono preoccupanti e restano davvero tantissima apprensione, quindi vogliamo ugualmente quest'anno portare in processione l'immagine. Allora abbiamo pensato insieme qui alla comunità di trovare ugualmente il modo di portare Maria in processione. Certamente noi potremmo seguirla da casa, magari chi lo desidera può venire in chiesa mentre verrà pregato il rosario, però l'immagine verrà portata lungo il percorso tradizionale, quindi lungo la via principale sull'Argine, e poi ritornerà indietro. Dopo ci sarà anche la Santa Messa? Certo, alla conclusione di tutto, intorno alle 4:30, ci sarà la Santa Messa. Grazie Don Damiano. L'ultima domanda. Dopo un anno e mezzo che lei è parroco, con quale aggettivo può descrivere i tagliolesi? È sempre difficile con una parola o un aggettivo provare a dare una definizione, ma mi sento di dire che, come dicevi bene, è una comunità compatta sicuramente. Ciò che mi stupisce, no, e di cui davvero ringrazio il buon Dio, è che è una comunità vera. È una schiettezza che mi piace, perché nella verità si dicono le cose, belle o impegnative che possono essere, perché poi i punti di vista sono sempre diversi e nel pieno coronavirus diventano anche più complicate. Però davvero mi stupisce la verità con cui c'è la possibilità di parlare e di condividere anche quello che ci vuole. Quindi questo davvero è un valore aggiunto. Parroco, la ringrazio, naturalmente ci vediamo mercoledì. Mercoledì, ripetiamo, noi come Media Impolesine seguiremo in streaming non la processione, ma sicuramente la funzione religiosa. Viva i tagliolesi! Certo, evviva, evviva! Grazie parroco.